Va ora in onda la rassegna stampa. Certo, è chiaro, cioè uno che è della Lega prenota già il pullman per Pontida, questo è logico, ma anche uno che non è della Lega, come evento, come momento cultural politico, è un'esperienza stupenda, cioè non andarci è un peccato, vederlo in televisione no, non è la stessa cosa. Quindi, signore e signori, buongiorno. 20 settembre, ore 10, stiamo inquadrando il manifesto ufficiale Pontida, come ogni anno, per scrivere un altro grande capitolo di storia. Tutti sul Pratone, il sacro Pratone, e chiaramente insieme a cui tutti ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin e lo stand di Radio Libertà ad aspettarvi. Buongiorno. Oggi non c'è Roberto Salis che suona. Roberto! Eccolo! Buongiorno, Roberto Salis. Vai. Tira sul volume, fammelo un po' sentire. Vai. Il buongiorno si sente dal Varin. Come state? Siamo a mercoledì 29 luglio 2026, il tempo passa, ci avviciniamo al gran agosto mio, radio mio, agosto, com'è che è? Agosto radio mio, non ti conosco, però mio è radio femminile, radio... Vabbè ragazzi, io ad agosto vado in ferie, sappiatelo, lo so, quando dico queste cose si comincia a piagnucolare, tranquilli, al posto mio il grandissimo Antonino Danna, il che è tutto dire, e poi dopo Ferragosto ci sarà una sorpresa che non posso dire, ma sarà una cosa bella. Poi Sammy Varin ritorna a partire dal 31 di agosto, sappiatelo, e tutti voi che state per fare cose simili, mi raccomando, portatevi dietro la Radio DAB, Se andate in Italia, Radio DAB, siete ancora in tempo a comprarla, entrate in un qualunque negozio di elettrodomestici, qualunque tipo di radiolina portatile ha all'interno anche, oltre all'FM, la M, anche la banda DAB, quindi non è che dovete specificare anche la DAB, no, c'è dentro anche il DAB. Schiacciate DAB dopo aver estratto tutta l'antenna, automaticamente la vostra radio sintonizza tutte le emittenti in DAB della zona. A quel punto non dovete fare altro che ricercarci, perché siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà, e vedrete che da Milano a Napoli a Palermo ci ascoltate senza utilizzare i gigabyte di internet. Chiaro che, come dico sempre, se avete l'abbonamento con i gigabyte compresi, scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare o andate direttamente sul sito radiolibertà.net, ci ascoltate ovunque e ci vedete, così come sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Radio Libertà, nonché, e li salutiamo, i leghisti celoduristi, gli amici di Lega Salvini Premier, che ripetono questa rassegna stampa, la più ascoltata della radio, almeno così dicono. Io mi sto ancora chiedendo il perché, forse perché, sai, una cosa poco seria. Come poco seria? Un programma poco serio, Sammy Varin? No, nel senso, cerchiamo di essere aperti, alternativi alle solite rassegne stampa a cui bisogna rassegnarsi. Ecco, noi non ci rassegniamo a una rassegna stampa normale, facciamo qualcosa di diverso, grande come l'universo, ok? Intanto mi hanno già fatto avere qualcosa su Pontida. Cosa potrebbe essere? Non so, magari, sai, ci sono quelli che c'è qualcuno che l'altro anno ha fatto un intero servizio solo sullo stand di Radio Libertà a Pontida, che è sempre bello grosso e bello pieno di gente, no? E devo dire che avete anche una fantasia abnorme a volte a inventarvi le cose, e un po' devo dire, guarda. Ragazzi, Pontida tridimensionale,
Guarda tutti gli stand, la gente, le bandiere. Bello, bello. Bravo questo ascoltatore o ascoltatrice. Bravi. Devo dire, rende bene la situazione questo video su Pontida. Se qualcuno di voi lo vuole, mi fa un messaggino al 3406709 glielo invio, per far capire effettivamente che cos'è Pontida. È più dell'evento della Lega annuale ormai da tantissimi anni, è un ritrovo di popoli del nord, del centro, del sud, ma anche da fuori dell'Italia, che credono ancora nella libertà, nei territori, nelle lingue, nei dialetti, nel nostro paese. Sì, certo, ma basta fregature. Ok, ma basta fregature non è male questo. Un claim, uno slogan che potremmo riassumere questa mattina. Guarda dove ti porto. Tu dici, ma la tua è una rassegna stampa, sicuramente mi porti su un quotidiano. Bravo! Oggi parto con il quotidiano Domani, che non è proprio nelle mie corde, però oggi, Domani, ha il titolo che mi piace tanto e che è anche un titolo di protesta, perdonami. Tu dici, ma allora vai a prendere la bottiglia e come quel signore là te la sbatti in mezzo alle gambe. Niente benzina, ma sì al riarmo. Questo è il titolo principale del quotidiano Domani. Niente benzina, ma sì al riarmo. Sui soldi UE la destra è spaccata. Ah però, ma cos'è successo? È successo che ieri Tajani, ho detto tutto, annuncia il sì del governo al prestito safe da 14,9 miliardi. Poi fa retromarcia. Tajani, ho detto tutto. La Lega lo attacca. Tensione sull'emendamento intercettazioni. Forza Italia non lo vuole. Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. So che non avete capito assolutamente niente, ma vi prometto che questa mattina alle 9 arriva il sottosegretario Morelli, glielo chiediamo. Chiaro che il titolo di Domani è come si fa a non essere d'accordo, ragazzi? Niente benzina, cosa vuol dire? Vuol dire che hanno fatto uno sconticino sulle accise del gasolio per arrivare intorno ai 2 euro. Siete fortunati se il vostro benzinaio pompa è sotto i 2 euro, ma per la benzina ancora niente. È chiaro che io, essendo mago, posso presagirvi, ve lo prevedo tranquillamente, che la prossima settimana arriverà anche lo sconto per la benzina. Il problema è che forse sarà tardi, nel senso che magari chi doveva partire per le vacanze è già partito, facendo il pieno in questi giorni. Per quello che continuo a dire, aspettate a fare il pieno se andate a benzina, andate col gas, fatevi spingere la macchina da vostro figlio, eccetera, perché la prossima settimana dovrebbe arrivare anche lo sconto per la benzina. Chiaro che poi alla fine saranno pochi centesimi, quindi sì, magari risparmiamo 3 euro sul pieno, 5 euro, signori, non mi è ancora uscito dal programma il computer, non posso chiedervi 5 euro per aiutare Radio Libertà anche quest'oggi a sopravvivere, e ve li chiedo lo stesso, conto corrente postale. Sono deficiente, lo so. Poi uno che si sintonizza per caso dice, ma quello è Pirla, ma cosa c'ha? Chi lo ha messo lì? Questa è una bella domanda. Sarà che sono il più vecchio? Anche in senso anagrafico, porco cane, oggi, Sì, sono il più vecchio anche in senso anagrafico, ma è più vecchio di radio, e per quello faccio 50 anni anch'io di radio l'anno prossimo, ma solo perché ho cominciato da piccolissimo, da bambino, a parlare nelle radio. Sarà per questo che mi è andato in mano la rassegna stampa? Io sono ancora qua che me lo chiedo, e comunque sto tergiversando, me ne sono assolutamente accorto, tergiverso, e allora vi riporto tranquillamente sui quotidiani oggi in edicola
Dal punto di vista della titolazione, mi attrae moltissimo e politicamente me lo fa diventare molto duro il titolo di Italia Oggi. Federalismo fiscale, si parte. Insomma, aspetta che scrivo Italia Oggi, perché poi arriva alle 9 Morelli e chiaramente questa è una domandina da fargli. Il governo porterà il DLGS, che chiaramente è un qualcosa, è un piatto tipico bergamasco. Tu chiedi il DLGS, ti portano una cosa tutta così che dopo ci metti sopra anche un po' di sale, ma poi ti si allunga. Ma cazzo è il DLGS? Arriverà questo DLGS, salve, sono il DLGS, in Consiglio dei Ministri a fine agosto. Ok, il governo porta il DLGS in Consiglio dei Ministri a fine agosto. Ok all'estensione della composizione negoziata della crisi di impresa o anche ai tributi degli enti locali. D'accordo, non proseguo. Si tratta del federalismo fiscale, chiaramente dal punto di vista economico, del lavoro, eccetera. Vi leggo proprio 3 righe. Sul federalismo fiscale il governo tira dritto, nonostante la fumata nera di ieri in conferenza unificata. Il decreto legislativo sarà approvato in Consiglio dei Ministri entro la riunione del 29 agosto. Composizione negoziata della crisi d'impresa anche per i tributi locali. Gli imprenditori in condizioni di squilibrio patrimoniale economico-finanziario potranno sottoscrivere accordi transattivi anche con regioni, comuni e province. Quindi federalismo fiscale sì, ma non quella autonomia scorporata da quella di cui parliamo in queste settimane, che pur essa va avanti alla grande, e infatti sarà tra le domande che faremo ad Alessandro Morelli, perché si sta muovendo in maniera importante l'autonomia, ormai ci siamo. Peccato che anche i giornalisti alla fine non ci credono più e non te ne parlano più di questa cosa, è logico, mentre invece si sta andando avanti. Titolazione di quotidiani oggi, basta partire dai giornaloni e vedi subito l'umore. Lite sui fondi per la difesa, titola il Corriere. Il riarmo spacca i due poli, è Repubblica. Difesa, strappo nel governo, il quotidiano La Stampa. Il Resto del Carlino scrive prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi. Che io poi dico, ma doveva proprio dirlo Tajani ieri, Non poteva farne a meno, cioè dice una roba del genere quando poi è il Parlamento che deve decidere. Fa incazzare tutti, soprattutto in questi giorni che siamo qui con la benzina, che il gasolio continua a aumentare nonostante il taglio di accise, perché ci sono i furbetti. E io qua, signori, lo chiedo a voi che siete un esercito che ascoltate questa radio, ma andate a bussare a questo punto alla vostra pompa e gli chiedete un attimo chi è il furbetto. Perché a questo punto mi viene il dubbio. Il furbetto sono le compagnie petrolifere che hanno approfittato di questi giorni che il governo ha abbassato l'accisa sul gasolio per alzare qualche ora prima. Sono loro i furbetti, le compagnie, oppure il gestore della pompa che è ancora più furbetto dei furbetti e si è alzato un attimino il prezzetto. Poveri, guadagnano pochissimo, lo dobbiamo dire, io li difendo i gestori, però è strano, se cambia il prezzo da una pompa all'altra della stessa compagnia, e c'è qualcuno che fa il furbetto. Ditemi per favore qualcosa. 340 6709 659, il nostro numero di WhatsApp, serve proprio a voi che mi state ascoltando mentre state a casa, siete in auto, siete già in spiaggia, maledetti, siete a passeggiare in mezzo ai monti. Inviatemi un WhatsApp meditativo oppure incazzato se volete al 340 6709
659. Approfittate di questa rassegna stampa, che non è una rassegna stampa proprio perché è una chiacchierata che io faccio con voi. Io tra 10 minuti comincio a leggere i vostri messaggi. Molliamo il resto del Carlino. Il Messaggero non ci interessa perché apre con il calcio. Questa è l'Italia di Malagò. Malagò, io penso a un mago, penso un po' mago. Scherzo, però ragazzi, cioè sul calcio dobbiamo mettere 10 veli pietosi. Abbiamo fatto una figura di merda dietro l'altra, e non voglio il Pirlo. Ma il Pirlo non è mica l'aperitivo. Ma adesso non facciamo più l'aperitivo perché va in Russia, e che l'Alter invece adesso arrivava dagli Emirati e invece lui lo vogliamo. Ma devo abbassare i toni? Scusate, sto svegliando il regista un attimo. Stavo dicendo, caro Simone, buongiorno, sono Sammy Varin, questa è una radio, tu sei il regista, io sono quello che parla, tu mi devi ascoltare, no, già qua sto dicendo una cosa sbagliata, tu non mi stai ascoltando, tuttavia mi guardi con quell'aria, è un po' da bambina, sì, mi guardi come dice, ma chi è quello lì? La canzone di Mina. La verità: in Europa 80.000 islamici radicalizzati. Attenzione, se ne è accorta persino Repubblica. Poi faremo un giro ma velocissimo proprio su Repubblica, perché in Germania cominciano ad avere paura, e dopo l'ultimo attentato si stanno guardando intorno e dicono: cazzo, siamo circondati, non da islamici radicalizzati, da quelli cattivi con una T sola, ed è quello che io bada ben sto dicendo da anni. Sono tra di noi, capito? Sono intorno a noi, giocano con i nostri figli, li insegnano a usare il macete, fanno la danza del coltello per imparare, certo, come lavorare in centro Milano, ma anche a Cassano Magnago in provincia di Varese. Questa è la cosa più pericolosa, non solo nelle grandi città, li troviamo ovunque. Bene, anzi male, il titolo del quotidiano La Verità è questo: il risultato della politica dei confini spalancati. In Europa 80.000 islamici radicalizzati. È il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000, signori, 28.000 pizzaioli, kebabari, che lo fanno pure buono il kebab, pronti a tagliarvi la testa. Preoccupa la Francia, infiltrata dalla fratellanza musulmana. Insomma, Alegher, la surreale reazione dei socialisti tedeschi all'attentato di Berlino. Dicono: mettiamo i gay nella Costituzione. Oh, ci mancava questa cosa. Facciamo pure una Costituzione gay, signori. Mai avrei pensato di leggere notizie del genere. È il motivo per cui sono felicissimo di essere qui con voi anche quest'oggi e di attirare picciu la vostra attenzione sulla nostra radio. Qualunque canale ci state seguendo, e siete su Facebook, siete su YouTube, siete in DAB, ma dove cacchio siete? Scrivetemi 340 6709 659. Un saluto all'Italia che è andata in menopausa, signori, anche qui altro titolo che mai avrei pensato di dover leggere, ed è così. Mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa, è un paese sterile, svogliato. Mi sembra di vedere un po' il Simone, più o meno, è facile ad accalorarsi per poi subito spegnersi. Stanno parlando di te, Simone, quando giochi a tennis, con scatti d'umore e una percezione d'affaticamento. Ditemi se non è veramente, no, da parte Simone, ma questo è l'italiano medio, ci sono dentro anch'io, assolutamente. E l'Italia è andata in menopausa, non facciamo più figli, l'Italia sarà sempre più nera.
C'è poco da stare allegri, eppure dobbiamo farcela, ragazzi. Anche oggi dobbiamo tirare fuori il meglio delle notizie. Ed eccola qua, forse una notizia che può darvi una via verso la luce. Profanazioni a Meggiugorie, ragazzi, io l'ho letta ieri in anteprima, Nicoletta me l'ha fatta vedere, lei c'ha i suoi giri. Profanazioni a Meggiugorie, preso un polacco, ma avete visto in TV, imbrattate le statue della Madonna, diavolo in gonna e incendiato un altare. Io non lo so cosa sta accadendo, però lo chiedo a voi. So che poi c'è molta gente credente anche tanto, che ascolta questa radio, tanto che mi avete convinto. Ogni giovedì, quindi domani alle 9, io da sempre mando in onda una canzone che parla di Gesù, di Cristo, di Dio, un pezzo cristiano, una canzone di Christian Music, ogni giovedì alle ore 9. Aspetto da voi una meditazione. Che cosa sta succedendo? Poi dici, tu ce l'hai con gli islamici e qua e là. No, non ce l'ho con nessuno, io ce l'ho con chi esagera da una parte e dall'altra. Cosa sta accadendo in questo momento? 340 6709 659, inviatemi un WhatsApp e approfittate, ribadisco, di questa radio che è ancora l'ultima radio libera. Non ce ne sono più come noi, anche perché quelle poche che c'erano hanno chiuso, e poi non hai più soldi se non hai sponsor, pubblicità proprio come noi, e dici cose che danno fastidio, prima o poi ti chiudono. Aiutate Radio Libertà, conto corrente postale 37671294. Grazie a coloro che in questi giorni di vacanza approfittano per passare in posta, fare la coda coi marocchini, prendere uno di quei moduli bianchi e scriverci conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà, via Bellerio Milano, e come causale casualmente ci scrivi contributo volontario per quel Sammy Varin che è lì che millanta ogni mattina. 5 euro, cosa mai saranno 5 euro? Vado sul Libero, altro titolo che fa arrabbiare. Libero titola Liberi tutti. Liberi tutti chi? I 4 arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV. 4 ne avevano arrestati, ragazzi, che record, e i 2 sono già a casa. Mal identificati sono 3.300, cioè pensa il culo marcio che si sono fatti i poliziotti, i carabinieri a identificare 3.300 stronzi che erano lì a far casino, a distruggere 1 milione di euro di danni, e non si sa se riusciranno a proseguire i lavori e in che termini, cioè ci sarà un rallentamento pazzesco, capite? 1 milione di euro. Chi paga, secondo voi? Chi paga? Ne hanno identificati 3.300, ne hanno fermati 2. Ma non c'è qualcosa che non sta funzionando? Tu dici, ma siete voi al governo, al centrodestra? E io ti rispondo, sì, ma i vari GIP, job che decidono queste cose sono i magistrati, i giudici, sorveglianza, mica solo... Sono loro o è il ministro dell'interno che decide? 340 6709 659. Chiaro che questo lo dico perché alle 9, tra un'ora, arriva Alessandro Morelli ed è una domandina che gli facciamo. Liberi tutti? Quelli che hanno manifestato contro la TAV, quelli della TAV che hanno dichiarato ufficialmente, la leader storica dei No TAV ha dichiarato, ha rivendicato la vicinanza a chi ha assaltato i cantieri. Cioè, ma è tutto normale? Non le facciamo niente a questa qua, in senso buono, naturalmente. Anche qui, signori, vi sto mettendo sul tavolo cose interessanti da commentare. Che amiate la politica, che odiate la politica, che non votate da 20 anni, ma vi sto incuriosendo, picciu, vi sto in qualche modo risvegliando qualcosa dentro di voi,
guardatevi un attimo in senso buono, non capite male. 340 6709 659. Parlo soprattutto per quelli che non hanno mai scritto una radio e mai lo vorrebbero fare. Oggi forse è arrivato il momento giusto, anche perché vi sto per leggere il titolo principale del vostro quotidiano di riferimento, ovvero il giornale comunista Il Manifesto, che titola giustamente, come possiamo non dargli, gli diamo una ragione incredibile oggi al Manifesto, sì al SAFE, anzi no, la gaffe di Tajani. Ma lui è fatto così, Tajani dobbiamo amarlo così com'è, al naturale, è così bello quando lo prende in giro Crozza, ragazzi. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 14,9 miliardi per gli armamenti, poi ritratta perché la Lega gli ha ricordato che c'è un Parlamento di mezzo. E poi, gli ricordo io, dipende anche cosa ne facciamo di questi soldi, se li usiamo per costruire bombe, fabbricare carri armati, perché questi soldi servono per la difesa, capito? O magari per qualcosa sempre intorno alla difesa, ma che serva soprattutto al nostro paese, alla vita quotidiana degli italiani. Si può fare. Chiaro che ci vuole una Lega, e qui ancora una volta dobbiamo ringraziare Santa Maria, Madre di Dio, che ci sia la Lega al governo, perché se non ci fosse la Lega sarebbe un casino. Vedrete che cominciamo ad accendere qualche petardo. I nostri petardi non rompono, non distruggono, non fanno male, ma fanno incazzare. Ne parliamo tra pochissimo, minimo. Intanto io vado a leggere i vostri WhatsApp che stanno arrivando copiosi al 340 6709 659, il tempo di una canzone di Luigi Zemmiti.
Ciao ragazzi, ringraziatemi perché un risveglio del genere da nessuna parte, ma neanche Radio Monte Carlo trasmette questo. Luigi Zimmitti, vero, 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 nel repertorio pubblicato da questo celebre sassofonista e performer siciliano è da poco approdata questa intensa cover del duetto di Lady Gaga e Bruno Mars, Die with a Smile, minimo un sorriso e fallo sto sorriso, sorrisino, sorrisino, eccolo qua, il sorrisino di Simone Sornione, one, come voi, siete un po' sornioni questa mattina alle bellezze di questa rassegna stampa, vi sto guidando, sono il Virgilio dei quotidiani, che cazzo sto dicendo, sono dei quotidiani del cavolo anche quest'oggi, ma ve li sto facendo piacere perché l'ipnotizzatore Varini in qualche modo attira la vostra attenzione su quelle che sono le cose che risvegliano in noi un sentimento. Allora, il primo sentimento è certamente quello di quando passate davanti a una pompa di benzina e controllate che sto gasolio non sta diminuendo. Non succede quasi mai. La mia pompa preferita, quella che se è sulla Milano-Varese, Varese-Milano, nei pressi di Lainate, oggi segnava 2,420, è scesa, era 2,450 l'altro giorno, quindi ci ha fatto un bello sconto. Grazie a questo benzinaio che è uno dei più cari d'Italia, ed è chiaro che l'appello figlio d'Apollo del Semivarin è cercate di fare benzina fuori dalle autostrade, non è che loro sono dei ladri, semplicemente pagano una concessione salata alle autostrade per avere quella pompa a pompa e quindi di conseguenza devono tenere il prezzo un po' più alto. Ci sono però dei limiti. Se invece il vostro benzinaio in paese o in città ha dei prezzi paurosi, come è successo in Milano l'altro giorno, beh ragazzi, non fate benzina. Non dico di andarci a litigare, però magari una battutina io la farei dicendo ma tutto bene? No, perché sai, va bene, la crisi, guadagno, le scorte, adesso si dice no perché le scorte che avevamo le abbiamo pagate di più e quindi non possiamo abbassare subito il prezzo. Sì, ma quando succede l'opposto, quando ci sono gli aumenti, com'è sta cosa? C'hai la scorta che hai pagato di meno e ci fai subito pagare di più. Siamo scemi? Questo ad esempio Erminio mi dice già, questa pompa vicino a casa mia ha aumentato il prezzo del gasolio di 2-3 centesimi in attesa dello sconto accise. E furbi davvero, furbi. Non facciamo però di tutta l'erba un fascio, sono quelli che ad esempio la benzina non la stanno trattando male, cercano di stare ampliamente sotto i 2 euro e questo è un successo. Fontana, certo, Paolo mi ricorda che oggi hanno intervistato Fontana, io ti leggerò l'intervista dal Corriere, ma Fontana chi? Fontana è il presidente della Camera. Perché, scusano? Mi dicono che non c'è un presidente della Camera? Come no? Ma certo che c'è. Ma da che cacchio state dicendo? C'è come? È della Lega. È il mio amato Fontana, perché quando è stato eletto io sono innamorato di Fontana, ha detto sempre delle cose bellissime, il problema è che ha detto da quando è diventato presidente della Camera non ha più rilasciato praticamente dichiarazioni. Non è vero, almeno una ogni 2-3 mesi la fa ed è molto morigerato, proprio per questo che piace a tutti e anche perché non dice niente, quindi non può, dai, stai criticando il Fontana della Lega. No, sto criticando la posizione, per cui quando sei in una certa posizione non puoi dire quello che pensi, perché se lo dici scateni il putiferio. Presidente della Camera, terza Camera dello Stato, non so se mi spiego. Chiaro che c'è anche la russa che è un attimino più scomodo, ma sono cacchi suoi. Matteo mi chiede, nei podcast c'è la replica della serata di lunedì con Borghi? Bravo Matteo da Merano che me l'hai ricordata, perché? Perché non l'ho ancora inserita, ti dico la verità, adesso vi racconto i cacchi miei, essendoci il collega Vincent in ferie, il sottoscritto Sammy Varin si sta occupando anche delle repliche
rubriche serali, del weekend, eccetera. Lo faccio volentierissimo, però effettivamente non sono un polipo e quindi non riesco a fare tutte ste robe insieme se non fermandomi 12 ore o più in radio e poi dopo vengo qua e già sparo cacchiate a tutto andare se non dormo di notte. Ti prometto che oggi lo inserirò e sarà inserito probabilmente come filo diretto, che poi la sigla iniziale di quel programma che non ha ancora una sigla, poi sarà in onda ufficialmente da settembre, quindi filo diretto troverai da questa mattina anche la replica della bella trasmissione di cui parleremo oggi alle 9, che è andata in onda per la prima volta lunedì sera e che porta un nome tutto strano che uno dice ma perché l'avete chiamata così? Guest star, che sembra una parola in dialetto, invece guest star, ok? Ospite, l'ospite, oh signore. La state comunque ascoltando in replica in questi giorni, l'ascolterete anche domenica in replica su queste frequenze. Saluti da Barletta, uela! Saluti da Barletta a te nel profondo nord. E questa vignetta l'abbiamo già vista, fammela vedere, dai. C'è la Meloni e Salvini, la Meloni con la maglietta con su scritto sto con la famiglia nel bosco, Salvini la maglietta con scritto sto con Ruggero e tutte e due hanno in mano una pompa, stanno per fare il pieno, la benzina 2 euro, il diesel 2,30 euro, maledetto. No, vabbè, chiaramente si deve ridere per non piangere, sempre bello sentirti al mattino anche se non condivido quasi niente con te. Un caro saluto da Disma da Barletta. Disma, ti amo, così come amo tantissimi che non condividono praticamente niente di quello che dico, però mi ascoltano, posso dire per empatia, non simpatia che è troppo, empatia, perché sono empatico, che non so cosa voglia dire, però c'è anche questa cosa su di me, per cui riesco ad attrarvi e infatti me lo dicono molto spesso, io sono circondato da personaggi strani, cioè le persone normali non vengono a me, vengono tutti personaggi particolari ed è il bello di fare radio, perché sono finito qui, perché una radio è veramente un ricettacolo di idee, di emozioni, ma soprattutto di persone vere ed è la cosa più bella fare radio, per quello che vi dico non fate semplici ascoltatori, scrivetemi al 3406709 anche voi avete qualcosa di strano che può piacermi e addirittura se passate da Milano, via Bellerio 41, zona Afori, metropolitana Afori Centro, venitemi a trovare, io sono qua in diretta, sono dalle 6 del mattino fino alle 8 di sera, la radio è aperta, io non col cacchio che sono qua fino alle 6 di sera, ma mi trovate nel corso della mattinata, capito? E ci vediamo, beviamo un caffè padano insieme, se mi portate un salame lungo mezzo metro, chiaramente vi ringrazierò. Germania, come sempre i socialisti non capiscono un tubo. Che c'entrano i gay? Il problema è l'Islam, i suoi radicalizzati. Fuera dai balot, Silvio. Che c'entrano i gay? Te lo dico tra poco. Intanto mi devo fermare, ragazzi, perché devo... Cos'è che dice? Semmi non fare il furbo. Mi riferivo, e lo sai, al presidente della Lombardia. Ma non è vero Paolo. No, io invece mi riferivo a Fontana, presidente della Camera. Pensavo che avessi già letto i giornali, no? La cosa del presidente della Lombardia, ma sei rimasto indietro, è una polemica sullo zero, su alcune dichiarazioni che avrebbe fatto Matteo Salvini e che ha ripreso il Foglio e è partita una querela, tu non lo sai ma visto che me lo tiri in ballo è partita la querela per il Foglio. Poi sinceramente il fatto che non ne parli nessuno sui giornali, tu che sei più intelligente di me dovrebbe farti capire che probabilmente erano cacchiate o no? Però, vabbè, forse ti ho sopravvalutato. Ritorno sui quotidiani, è minimo che non ci sono ancora partito praticamente dai quotidiani. Oggi parto proprio dal Corriere, sì, perché giustamente, ecco, guarda, mi ha sbattuto fuori, così. Senza un saluto, senza un arrivederci, senza niente. Volevo leggervi il quotidiano Il Corriere, il software mi ha sbattuto fuori perché il Corriere non è abbastanza
comunista. Sono tra di noi, li abbiamo tutti intorno a noi, ragazzi, islamici e comunisti. E il problema è che quando si mettono insieme creano un cortocircuito pazzesco e se ne stanno cominciando ad accorgere in giro per l'Europa e chissà anche qui in Italia forse ci arrivano, ma nel campo largo hanno già abbastanza problemi, dici. Tra poco lo vediamo. Intanto conto corrente postale 37671294. Pregate per noi, Radio Libertà deve continuare a vivere. 37671294. Libertà per Radio Libertà. Vi piacciono le mie preghiere mattutine? Oggi non è giovedì, non c'è la Christian Music e faccio la preghierina. Grazie a chi ci sta aiutando. Lite sui fondi per la difesa, il titolo principale del Corriere. All'interno la frase: prenotati i fondi UE da 14,9 miliardi. Difesa e scontro nella maggioranza. Tajani annuncia la richiesta, Fratelli d'Italia cauta, la Lega insorge, campo largo diviso sulle missioni all'estero. Ma che cos'è questo SAFE, detto SAFE? È uno strumento finanziario per rafforzare la difesa europea. Visto che l'America non ci vuole più aiutare, dobbiamo difenderci da soli, anche perché la Russia è lì, sta per attaccare. Non ci attacca adesso perché non abbiamo difesa, ma quando avremo difesa ci attaccherà. È entrato in vigore nel maggio 2025, SAFE fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro siorri per aiutare gli stati membri. Prestiti, però il tasso sarà conveniente. Il SAFE è finanziato mediante l'emissione di obbligazioni dell'Unione Europea, rappresenta il primo pilastro del piano ReArm. La ripartizione dei fondi è basata sulla domanda. Sono previste 2 tipologie di prodotti per la difesa. Prego, ecco qua il nostro campionario, signori. Figurano munizioni, missili, droni e sistemi antidrone. In questa seconda parte troviamo i sistemi di difesa aerea e missilistica. Cosa preferite comprare quest'oggi? Quant'è? Sono 14,9 miliardi. Chi paga? Paga Simone, minimo. È chiaro che il titolo del quotidiano Domani, e io vado avanti a ripeterlo, o no? Niente benzina, ma sì al riarmo. E ragazzi, mi date un consiglio, perché alle 7 arriva, alle 9 arriva il sottosegretario Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Gliela devo fare questa domanda o no? Perché è un po' cattivella, lui è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in diretto contatto con la Meloni, capisci? Però lui è della Lega e la Lega non è per niente contenta di questa cosa. Infatti siamo proprio sul Corriere, girando la pagina, perché prima c'è la Picerno del PD, ma non è più del PD. Il tempo stringe, se noi rinunciamo i soldi vanno agli altri, ok? Quello! Dobbiamo spingere veloci, perché i soldi se li prendono gli altri. In questa intervista Pina Picerno dice però che anche il PD, il suo ex partito, come lo chiama Maria Teresa Meli, non ha una posizione ufficiale su questo SAFE, e la Picerno, che ce l'ha con tutti proprio perché adesso è uscita da tutto, no? Ad aspettarla temo si faccia notte, dice la Picerno sulla posizione ufficiale del PD. Ci saranno prese di posizione individuali, qualche documento qui, qualche appello lì, ma la sostanza non cambia. Hanno sempre detto che il problema era il riarmo nazionale e che bisognava puntare alla difesa europea. Dove sono adesso, di grazia, per dirvi che
anche nel PD le cose non vanno benissimo, tu dici vanno a intervistare la Picerno, ma nella pagina dopo c'è Borghi, Claudio Borghi Aquilini, che è stato proprio ospite lunedì sera qui da noi nella trasmissione Guest Star, che ascolterete in replica questa domenica, ma la stiamo ascoltando anche in replica in questi giorni perché è stato un successone, soprattutto potrebbe essere un nuovo format che parte da settembre per discutere una volta alla settimana con un politico per 2 ore insieme ai vostri messaggi WhatsApp, insieme ad ospiti che arrivano anche qui direttamente nei nostri studi. Borghi della Lega sul Safe: ne sappiamo poco, non pare conveniente, convinceremo tutti. E Borghi la mette su leggera dicendo è stato frainteso, è stato frainteso. Alla voce tra il sollevato e il sornione, anche lui, Claudio Borghi, senatore della Lega, dopo il chiarimento del vice premier Antonio Tajani sui 14,9 miliardi di fondi SAFE. Quindi tutto chiarito? Beh, all'inizio si era capito che c'era la decisione, invece è solo una manifestazione di interesse, capito? Cioè, Tajani ci ha spiegato che siamo interessati al SAFE, ma la decisione prima o poi ci sarà e non sarà zero. Perché no? Se il safe non ci conviene, non ci è utile, non capisco perché dovremmo prenderne anche 1.000 euro. Sarà zero come per la Germania. L'Unione Europea chiede di non dirlo all'ultimo momento. Il fatto che abbiano spostato il termine ultimo è un'altra cosa che dovrebbe far capire che non ci sia tutta questa convenienza, nel senso che non lo vuole nessuno questo SAFE, capito? All'inizio era maggio, ora sembra sia diventato il 31 dicembre. Perché non li volete questi soldi? Chiede il Corriere a Claudio Borghi. Non sappiamo il tasso, non sappiamo la scadenza. Ragazzi, cioè qui ci pigliano davvero per deficienti. È come quando avete qualche soldo, lo volete vincolare, lo date da una banca che lo tiene lì per un po' di mesi, un po' di anni, la prima cosa che gli chiedete è il tasso. Ma ti pare? Sappiamo che tanti paesi, anche importanti, non giudicano conveniente prendere i soldi del safe. Vediamo le carte e parliamone, dice Claudio Borghi. È soltanto questo? Oltre all'incertezza di fare un mutuo a tasso variabile così alla lunga, c'è che con i BTP siamo liberi di fare quello che vogliamo. Questo invece è il curioso caso del mutuo che chi lo eroga sceglie quale casa devi prendere. Hanno già detto che devono esserci collaborazioni con altri paesi UE oppure con l'Ucraina. Borghi ci porta lontano. Ecco, non è che non lo volete perché siete filorussi? Chiede il Corriere a Claudio Borghi Aquilini. Ride. No, anche se avessero detto Messico anziché Ucraina sarebbe stato uguale. Non capisco perché dobbiamo avere l'Unione Europea che controlla ciò che facciamo e aggiunge un grado di giudizio con la magistratura europea. Quando deciderete, mi aspetto una giornata di comunicazione in cui il governo prenderà tutti i dati e li comunicherà al Parlamento, magari anche il 5, il giorno delle comunicazioni sullo scostamento di bilancio, così il Parlamento potrà conoscere per deliberare. Ma vi spaccherete? Chiede il Corriere a Claudio Borghi. Non credo proprio, perché al contrario dell'armata Brancaleone progressista, un punto di accordo lo troviamo sempre. Confido di convincerli che l'operazione SAFE non è conveniente. Oggi Claudio Borghi sul quotidiano Il Corriere, che naturalmente prosegue nel paginone con il retroscena di Marco Cremonesi intitolato Lo scossone sulle spese militari e i dossier critici. Così sale la tensione all'interno del governo. Il piano energia rischia di essere il nuovo fronte e naturalmente di questi scossoni si parlerà anche alle ore 9 questa mattina perché arriva Alessandro Morelli. Giro la pagina e a parte il taglio basso sul fine vita, Zaia e Zuppi, dialogo sul fine vita, il cardinale che dice chi è malato non aspetta la legge, la legge lo so bene, e il grandissimo Luca Zaia ha ospitato Zuppi nel suo fienile. Eccoli qua sul fienile, È stato ospite di questo podcast che si chiama Il Fienile, portato avanti da Luca Zaia. E
c'è un'intervistona tutta da leggere proprio sul fine vita e si intervista il cardinale Matteo Zuppi, 70 anni, presidente della CEI, che comincia, non dico ad aprire, però è un tema sicuramente oggetto di preoccupazione da parte della Chiesa, è un confronto con l'obiettivo di superare i timori del mondo cattolico sul fine vita, e penso che ognuno di noi abbia un parere abbastanza variegato, indipendentemente se siete di destra o di sinistra. A proposito di chi non è né di destra né di sinistra, ma sta facendo benissimamente il suo lavoro di presidente della Camera, eccolo qua, Lorenzo Fontana, oggi intervistato, un'intervista tra virgolette sul Corriere, ma ripreso anche su tutti i quotidiani. Fontana, chi va al colle sia un arbitro. Il presidente della Camera, nuovi reati? Le norme esistono già e su Roggero mi pare impossibile candidarlo. Ribadisco e disco è Fontana, super leghista, diventato presidente della Camera, chiaramente determinate cose non le può dire perché altrimenti gli salterebbero addosso tutti quanti, e questo è il mio pensiero personale, chiaramente, anche perché sono innamorato di Fontana, gli voglio bene e soprattutto abbiamo fatto in passato delle battaglie importantissime con la Lega e con questa radio. Monica Guerzoni, quando gli chiedono se tra i suoi sogni ci sia quello di approdare nel Quirinale, Lorenzo Fontana risponde con una risata: io al colle so che sembro più vecchio, ma non ho l'età. Il presidente della Camera ha 46 anni e nel 2029, quando si voterà al successore di Sergio Mattarella, ne avrà ancora 2 in meno rispetto al limite di 50 anni imposto dalla Costituzione per diventare presidente della Repubblica, il che però non gli impedisce di ragionare sull'ambizione di Giorgia Meloni di rompere il tabù della destra al Quirinale. Il più istituzionale dei dirigenti leghisti risponde alle domande dei giornalisti parlamentari e alla tradizionale cerimonia del ventaglio con il nuovo presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare Alfonso Raimo e il presidente dell'Ordine Bartoli. Tranne che dei problemi della Lega, Fontana parla di tutto e quando la domanda sul Quirinale arriva, Fontana non si allinea al dettato meloniano. Premette che spesso tanti cardinali entrati in conclave come Papa sono usciti come cardinali, aggiunge che colui o colei che salirà al colle deve essere un buon presidente, non deve essere di destra né di sinistra, potrà anche arrivare da uno dei partiti che attualmente fanno parte della maggioranza, non vedo perché no, ma quando diventerà presidente dovrà rappresentare l'Italia e lo Stato italiano, cercando di fare l'arbitro nel miglior modo possibile. Mattarella è un esempio, un punto di riferimento importante per gli italiani e Fontana pensa che dovrà sempre esserlo, anche in futuro. La legge elettorale non lo appassiona, per scaramanzia lui non l'avrebbe cambiata, e però Fontana apprezza il tentativo di garantire stabilità. Come finirà la battaglia per le preferenze? Non lo so, bisogna vedere cosa succederà al Senato. L'obbligo di indicare il premier previsto dal sistema in via di approvazione non lo scandalizza, ma invita il governo a fare molta attenzione alle prerogative del capo dello Stato che non devono essere intaccate. Fontana rivendica di aver ridotto i costi della Camera di quasi 50 milioni in 4 anni e di aver richiamato spesso il governo sull'eccesso di decreti d'urgenza con risultati altalenanti e rivela di aver avviato un confronto con gli uffici del MEF per una doppia lettura, se necessario, della legge di bilancio. Vannacci entrerà in coalizione? Non so se in questo momento ci sono le condizioni, comunque si deciderà a pochi mesi dal voto. Mario Roggero sarà candidato? Mi sembra che non ci siano possibilità giuridiche, risponde il presidente Fontana. Dopo le violenze in Val di Susa, servono nuove leggi e nuovi reati? Io credo che di leggi ce ne sono già per garantire che le manifestazioni siano svolte in modo pacifico e tutelare le forze dell'ordine. Così Fontana oggi sul quotidiano Il Corriere, ma la cerimonia del ventaglio è stata ripresa un po' da tutti i quotidiani. Sono sul Corriere, ci resto, ma per poco, leggo autonomia e mi fermo perché a pagina 17 per lezioni di geopolitica, scusate, le sfide del vecchio continente,
Il Corriere scrive: missione autonomia, ma per essere libera l'Europa deve essere forte. E voilà, e si comincia a parlare di nuovo di armi. Serve indipendenza militare, energetica e tecnologica. Paginone oggi che parla di autonomia europea sul quotidiano Il Corriere. Vi faccio notare, oltre alle terribili notizie di cronaca che vedremo anche su altri quotidiani, a pagina 22, la storia dei gemelli sequestrati e massacrati, la baby gang dice avete fatto la spia, è successo nel Trevigiano, non so se ne hanno già parlato i telegiornali, 2 quattordicenni sono stati attirati in un campo e denudati, filmati in un video col telefonino e poi il video è stato inviato alla mamma di uno di questi. Io sono rimasto a bocca aperta. Chiaramente io speravo, come succede spesso in questi casi da una parte e dall'altra, che fossero immigrati, fossero tutti questi gentaglia, Maranza, eccetera. No, persone normali. Io ci metto tanti punti interrogativi perché non possiamo avere dei figli così e la famiglia di questi personaggi pensa già di andarsene. Pensate che nel video uno dei gemelli seminudo viene spintonato sotto il getto dell'impianto di irrigazione, erano in un campo di mais. Il filmato del pestaggio, durato circa 4 ore, è stato poi inviato alla madre da un undicenne per divertimento. Rimango allibito, questi sono i nostri figli. Mi fermo, volevo dirvi che sul quotidiano Il Corriere mi fa impressione perché c'è un riquadretto streaming sito, però hanno messo anche la foto, nel modenese, auto sulla folla, addio a Monica, il marito ferito in carrozzina. Si è svolto il funerale di Monica, quella donna ammazzata dall'islamico. Perché ancora non lo sappiamo, è stata travolta il 16 maggio in via Emilia da Salim al-Qudri. Qui c'è anche il marito, rimasto gravemente ferito. La moglie è morta l'altro giorno. Non una manifestazione, niente per ricordarla. Vi sembra normale tutto questo? Vi sembra normale che ancora non si sappia se è terrorismo, se non è terrorismo, se questo era malato, Non si sa assolutamente niente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sunshine on my behind, I wouldn't care if they missed me. Small Italian restaurant by the sea wouldn't be so ambitious. Beautiful, if only I know it's a calling. But who's on the other line? It must be beautiful. The promise of my dream. Naked in the ocean, I'd spend my days thinking nothing. In the evening I'd go dancing, then slip away to make love in my villa. Beautiful, if only I wasn't possessed by love, music and the beautiful promise of my dream. Guarda, mi piange il cuore perché io questa la sposerei, me la porto in vacanza, l'ascolto cantare tutto il giorno, ma il tempo stringe, quindi dobbiamo correre. Abbiamo sentito un altro pezzo dal primo album di Gabriele Cavassa, scritto Gabriele Cavassa, una ricca tavolozza sonora creata da un quartetto jazz d'eccezione che esplora i rischi e le incertezze quando segui la tua vocazione musicale. E infatti gli artisti che intervisto sono tutti magri perché mangiano poco e sono veramente ridotti alla fame. Io scherzo, ma è durissima la vita da musicista quando non sei famoso, anche quando sei famoso.
spezziamo una lancia per i tanti dipendenti che vanno in onda ogni mezz'ora su queste frequenze, che trovano una platea importantissima, perché so che voi siete curiosi, poi li andate a ricercare. Cercate il primo album di Gabriel Cavassa. Questa era Bossi Nova con la Y, Bossi Nova, Gabriel Cavassa. Giro di WhatsApp al 3406709659. Scrivete signore e signori, perché quelli che non riesco a leggere in questi minuti, poi io torno in onda dalle 11 a mezzogiorno, li leggiamo dopo. Gino il pidino, il seme marcio piantato dall'argentino sta dando i frutti. La Chiesa di sinistra merita questo. Bravo Gino, che oggi non è pidino, e devo dire, Gino, stanno succedendo veramente cose che ci lasciano esterrefatti, e l'ultima situazione l'abbiamo vista anche sul quotidiano Il Corriere, ma un po' su tutti i quotidiani. Ieri in anteprima, ore di follia a Medjugorje, sfregia una statua, poi dà fuoco all'altare. I veggenti sono impostori, virgolettato. Una cosa che ha fatto male, però è all'interno forse dello stesso cattolicesimo che ci sono queste fazioni differenti. E vabbè, un brutto segno, sicuramente. Buongiorno, a proposito delle accise sulla benzina, hanno diminuito qualche centesimo, mi chiedo come mai non cancellano le accise che continuano a esserci nonostante siano passati ormai tanti anni, terremoti, la guerra in Abissinia, e come ci sguazzano sulle disgrazie ormai passate. Quanti debiti? Questi debiti non si saldano mai, ma li fanno i conteggi? Buone vacanze al conduttore più simpatico di Radio Libertà. Grazie Pina, sono sicuramente il più simpatico, non il più bravo, ma io conto sulla simpatia. Ho seguito nell'app del cellulare la trasmissione serale che ha ospitato Morelli e Borghi, e il bravissimo conduttore, perfetto ospite. Bene, mi ha fatto piacere, perché siete stati tantissimi davvero ad ascoltare questa trasmissione nei modi più strani, proprio perché è una trasmissione transmediale, termine pericolosissimo, che vuol dire che va in onda su varie piattaforme, in radio, ma anche sui social della Lega, di Alessandro Morelli, che conduce con me questa trasmissione, e dell'ospite, che è sempre un ospitone. Ma torneremo a parlarne, perché c'è stata una puntata pilota lunedì sera, poi a settembre si ritorna alla grande, immagino prima e dopo Pontida, immagino. Mi rituffo sui quotidiani, devo correre come un matto. Libero a questo titolo che ci fa arrabbiare, liberi tutti, già a casa 2 dei 4 arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Ed è una domanda che ci facciamo tutti e che si fa anche Libero a pagina 2. Tutti liberi, violenti in TAV, 3.000 identificati, 2 arresti. La procura di Torino chiede il carcere per gli unici fermati. Devastazione e lesioni, hanno fatto tutto loro. Ma il GIP prende tempo. Ah, giusto, ci vuole tempo. Rispediti in Germania, 2 giovani con precedenti. Askatasuna esulta, avanti. La sinistra non voleva il fermo preventivo, ora finge di piangere. Le opposizioni hanno votato contro il provvedimento che consente di bloccare i manifestanti picchiatori. Adesso accusano il governo di non averli fermati prima, ma litigano anche tra di loro. 5 Stelle attacca i Dem. Un campo largo veramente pasticciato. L'ex PM Rinaudo all'attacco dicendo: in Valsusa serve l'esercito, e penso che siate d'accordo con me. Mentre altra vicenda, il legale antipolizia di Fakir vuol scrivere lui la sentenza. In taglio basso, pugni, calci e auto danneggiata, trans aggredisce 3 carabinieri a Milano. Naturalmente la notizia del giorno: Tajani prenota 14 miliardi, la Lega decide il Parlamento, ne parliamo tra poco con Alessandro Morelli. A pagina 11 del quotidiano Libero si parla di Pontida e del nuovo manifesto appena uscito per pubblicizzare il 20 settembre. Cosa succede il 20 settembre? Vi devo dire tutto.
Stiamo inquadrando in radiovisione il manifesto 20 settembre 2026, ore 10, Pontida. Il manifesto di Pontida 2026 è quello della festa della Padania, come si diceva un tempo, del 1997. Zaino in spalla, tutti a Venezia, e chiaramente c'ero anch'io, e così quante Venezie abbiamo fatto insieme. Vi ricordate quando pioveva? C'era la gente che si toglieva gli stivali e andava a piedi nudi, perché quando piove a Venezia praticamente è come essere in un autolavaggio, no? C'è acqua da tutte le parti, però che emozioni. L'ultima newsletter di Matteo Salvini ha riservato ai destinatari una piccola sorpresa, l'anteprima del manifesto per il raduno di Pontida del 2026, che si terrà domenica 20 settembre. Mi raccomando, prenotate i pullman. Niente foto, ma il disegno del Sacro Prato di Pontida, e in primo piano un ragazzo e una ragazza che, zaino in spalla, indicano verso il palco da dove da sempre parlano i segretari federali. Il manifesto è un chiaro richiamo al passato del Carroccio. A farcelo tornare alla moda, alla mente, sono stati proprio i due giovani stilizzati, gli stessi che comparivano sui manifesti della prima festa della Padania, convocata da Umberto Bossi a Venezia dal 12 al 14 settembre 1997. Un anno dopo la catena umana sul Po, che unì un popolo dal Monviso a Venezia con l'ampolla, e la dichiarazione di indipendenza della Padania, letta dal fondatore sul palco montato in riva degli Schiavoni. Un rito, quello del ritrovo veneziano. Pontida in quei tempi era anticipata tra maggio e luglio, che andò avanti per alcuni anni, segnando l'intera epopea secessionista del Carroccio. Alzi la mano chi è stato a Venezia, e anche chiaramente la catena sul Po. C'ero anch'io, minimo. Pensate che avevo un'altra fidanzata, e la mia attuale moglie c'era anche lei con la sua famiglia. Chiaramente ho selezionato una famiglia leghista 100%, ma non ci conoscevamo ancora. Ci siamo conosciuti forse 15-20 anni dopo. Incredibile. Un tributo quanto mai dovuto, perché questa sarà la prima Pontida da quando l'Umberto ci ha lasciato. È scomparso lo scorso 19 marzo, e una delle immagini più potenti del suo funerale è stato proprio il passaggio del feretro davanti al pratone del piccolo comune della Bergamasca, dal quale Bossi per anni ha lanciato strali agli avversari, annunciato battaglie, caricato a palla militanti e semplici simpatizzanti. Tra parentesi, non c'è nell'articolo di Fabio Rubini su Libero, in molti si chiedono la tomba di Umberto Bossi dove si trova, dove sarà. Al momento è a Cassano Magnago, in provincia di Varese, ma è messa lì solo per il momento. Pare che, queste sono voci che non vi confermo, lo si porterà proprio per sua volontà in quel di Pontida. Pare che, chiaramente, ribadisco e discorriba, sono voci. A Cassano Magnago è tumulato, ma praticamente non c'è nulla, ed è anche molto triste la cosa che passino i mesi e non ci sia ancora nulla, almeno fino all'altra settimana, e non so se in questi giorni, ditemi se è cambiato qualche cosa. Dicevamo quindi, il giallo, c'è un giallo che non c'è, scrive ancora Libero quest'oggi. Ai più attenti in questo manifesto per pubblicizzare Pontida non è sfuggito un altro piccolo grande dettaglio. Nel manifesto vi è un logo stilizzato dell'Alberto da Giussano con la scritta Lega, ma non c'è il nome di Salvini. Nessun giallo, nessun retroscena, visto che appunto quel manifesto è stato diffuso e prima ancora approvato proprio dal segretario federale, non potrebbe essere altrimenti. Fonti Lega hanno fatto notare che quel particolare logo senza riferimento al capitano è in uso alla comunicazione social già dal novembre scorso. Un'altra annotazione nostra questa volta, scrive Libero, è che nemmeno nei manifesti storici di cui abbiamo parlato compariva il nome di Bossi, che pure c'era poi sui simboli da presentare alle elezioni. A voler spingere un po' più in là l'analisi politica sulla mancanza del nome, si potrebbe poi tirare in ballo l'appello che Matteo Salvini ha fatto al Consiglio federale di un mesetto fa, quando di fronte ai mal di pancia provenienti soprattutto dal nord, il segretario aveva invitato una gestione più collettiva del partito,
poi culminata con la nascita del tavolo dei territori. In quell'occasione Salvini disse chiaramente che non si poteva pensare di rilanciare la Lega buttando tutto sulle sue spalle, ma che per ottenere un buon risultato ognuno avrebbe dovuto fare la sua parte. Da qui si potrebbe ipotizzare che l'idea di togliere il nome, che non dovrebbe ricomparire nemmeno nella versione definitiva, quella che riporterà anche lo slogan ufficiale della Pontida 2026, stia proprio a richiamare una maggiore collegialità interna alla Lega, capace di mettere d'accordo un po' tutti, anche perché da quel prato il prossimo 20 settembre partirà la corsa a una delle campagne elettorali storicamente più importanti per le sorti della Lega e, aggiunge Libero, di Matteo Salvini. Così la mezza pagina quest'oggi, a pagina 11, del quotidiano Libero, Pontida, il logo storico e la strategia di Salvini. Pagina 12. Si ritorna a Salorno, vicino a Bolzano, dove una volta alla settimana una piscina è riservata alle donne islamiche. Da decenni parliamo di inclusione, ma la libertà femminile è lontana. Scrive Annalisa Terranova su Libero: burkini in piscina, altro che emancipazione. Proprio l'esatto contrario di quello che scriveva Repubblica l'altro giorno. Anche sul quotidiano Libero, Baby Gang punisce 2 gemelli, alla madre il video con le botte, e poi profanata Medjugorje, segnali dell'Apocalisse, pagina 17, rogo doloso sull'altare della parrocchia bosniaca dove avvengono le apparizioni mariane, una statua della Madonna imbrattata con riferimenti al satanismo, segnali dell'Apocalisse, scrive Andrea Morigi quest'oggi paurosamente a pagina 17 di Libero. Giro la pagina. L'ultima segnalazione riguarda l'omicidio di Corsico, Borelli ucciso dall'amante egiziano. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite durante la quale i due impugnavano un coltello. L'assassino incastrato grazie alle impronte. Se n'è ritornato a parlare a pagina 34 del quotidiano Libero, che lasciamo per fare velocemente un giro sul quotidiano La Verità, perché anche qui c'è qualche cosa che vi devo assolutamente, mamma mia, c'è qualcosa dappertutto quest'oggi, Qualunque quotidiano acquistiate, ve lo dico con il Curryman, ha qualcosa che vi può piacere. Titolo principale della Verità, ve l'ho detto prima: in Europa 80.000 islamici radicalizzati, e anche su Repubblica oggi c'è paura per questa cosa, lo segnala Repubblica in Germania. Eccola qua la notizia. C'è una mezza pagina, troppo veramente, però c'è almeno sul quotidiano La Verità, mentre sul Corriere c'è un trafilettino, in 700 per l'addio a Monica Esposito. Celebrato a Nonantola il funerale della donna uccisa dall'auto guidata da El Khudri. Lutto cittadino a Modena. L'italo-marocchino attende l'esito della perizia psichiatrica, scrive Jessica Guidi oggi sulla Verità. Ci sono morti che non fanno tanto clamore, avvengono in silenzio in una camera di ospedale lontano dalle telecamere dei telefonini dopo una lunga sofferenza. Ci sono famiglie che scelgono di non esporre il proprio dolore, di vivere dignitosamente una tragedia inattesa e cattiva che ti è venuta a cercare quando meno te l'aspettavi in un sabato di primavera in una via del centro. Ci sono addii che, nonostante la rabbia, non fomentano le piazze all'odio, ma accompagnano chi ci lascia con un lungo applauso. C'erano più di 700 persone ieri in chiesa per l'ultimo saluto a Monica Esposito, la donna di 55 anni vittima dell'attentato avvenuto a Modena il 16 maggio scorso per mano di Salim Al-Khudri, 30 anni, italo-marocchino che odiava apertamente la nostra civiltà e che volontariamente ha ucciso. Al-Khudri si trova in carcere, ancora oggetto di quella perizia psichiatrica che dovrà stabilire se, mentre sterzava il volante a destra e a sinistra per colpire più persone possibili e poi scappava armato di coltello, era davvero in grado di intendere e di volere. Dopo la morte di Monica, il fascicolo a suo carico è più pesante: strage aggravata, oltre alle lesioni aggravate, reati per cui è previsto l'ergastolo. Ma soprattutto, questo lo dico io,
Io voglio sapere se si tratta di terrorismo oppure no. I pilastri dell'alleanza sinistra-musulmani, l'odio per l'Occidente, l'amore e il denaro. Attenzione, interessante l'articolo a pagina 6 della Verità di Boni Castellane, con i socialdemocratici in Germania che propongono di mettere i gay in Costituzione. Surreale proposta della SPD tedesca. Spunta il video in cui il killer di Berlino dichiara l'appartenenza all'ISIS. Ma ci va più pesante ancora. Il quotidiano La Verità, pagina 7. Guarda che il risultato dei confini spalancati: in Europa ci sono 80.000 jihadisti. La Germania ha schedato 28.000 soggetti, oltre 400 pronti a colpire. In Francia gruppi estremisti controllano moschee, scuole e il 43% dei fedeli vorrebbe la Sharia. In Inghilterra decine di migliaia di sorvegliati. Andiamo bene. Taglio basso sul quotidiano La Verità, intervista all'eurodeputata della Lega Cisint. L'Unione Europea intervenga sui radicalizzati. Interrogazione parlamentare, mettere al bando le organizzazioni fondamentaliste. L'eurodeputata Cisint, l'immobilismo di Bruxelles porta il sangue a cade. Misure urgenti per contrastare l'estremismo religioso, tutelare la sicurezza dei cittadini dell'Unione Europea. È quello che ha chiesto in un'interrogazione al Parlamento Europeo l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, già sindaco di Monfalcone, da sempre impegnata contro l'islamizzazione del territorio. Secondo l'eurodeputata, le cronache del recente attentato di Berlino, nonché i numerosi arresti di soggetti radicalizzati avvenuti in diversi Stati membri, impongono una risposta politica coordinata nell'Unione Europea. E l'intervista prosegue solo sul quotidiano La Verità, quest'oggi. Tajani commuove l'Unione Europea. Dimmi se non è bello questo titolo, signori, dicendo sì al SAFE. Ma è un equivoco. Tocca alle Camere. Pagina 13 del quotidiano La Verità. Tajani commuove l'Unione Europea. Non commentiamo, ragazzi, e lo facciamo commentare tra 5 minuti. Arriva Alessandro Morelli. Pagina 16 della Verità. L'intervista con Tony Brandi, che è il leader di Provita e Famiglia. Dialogare non significa annullare se stessi. Il leader di Provita dice: le tavole di Assisi sono la difesa di principi non negoziabili, la vita, la famiglia naturale e la libertà educativa. Il realismo cristiano è stato sostituito con l'illusione dell'io assoluto e l'essere umano si riduce a merce del progressismo. Bella intervista, forse un po' difficile, ma da leggere, a pagina 16 del quotidiano La Verità. E naturalmente non può mancare: profanazione e fiamme a Meggiugorie, preso un drogato polacco convertito. Ma stiamo a vedere cosa succede. Io voglio sempre i vostri WhatsApp su questo argomento: 340 6709 659. Ditemi la vostra su questa cosa che fa veramente venire i brividi. Su Repubblica, ma solo per un attimo, per segnalarvi titolo principale: il riarmo spacca i due poli, il governo prenota i fondi SAFE, poi si spacca sui 14,9 miliardi, la Lega decide il Parlamento. Attenzione, in taglio basso: monito di Bruxelles all'Italia, ad altri il budget non speso, quindi se non ci sbrighiamo i soldi andranno a qualcun altro. Al momento sono 19 gli stati che hanno chiesto il finanziamento: Polonia 43 miliardi, Francia 15, Spagna soltanto 1. E non vorrete perdere i soldi. Spendere li spendiamo, ma non vorrete perdere il finanziamento a tassi agevolatissimi che non conosciamo dell'Europa. Bah. Ma che vi segnalo invece importante è la pagina 17 di Repubblica. Osano anche loro, quelli di Repubblica, ammettere che i numeri della paura in Germania
nel paese centinaia di islamisti. Dopo l'attacco al Pride di Berlino, le autorità rivelano oltre 9.000 pronti ad azioni violente, 410 con potenziale terroristico. AUG. Paginone sul quotidiano Repubblica che non è da tutti i giorni, ecco, diciamo così, non è da tutti i giorni. Chiudo prima della pausa con il quotidiano Il Tempo, anche il giornale non è male, il proclama di guerra dei Notav è bellissimo, veti incrociati all'interno e poi anche la Gen Z prosegue il dizionario della Gen Z con i termini che usano i nostri figli, e io me li devo studiare tutti quanti a memoria. Invece io vado all'interno del quotidiano Il Tempo perché si parla con Elisa Montemagni, parlamentare della Lega, pagina 11, e si parla dei balneari. Spiagge a bando solo se sono scarse. Giusta la nostra linea. La deputata della Lega Elisa Montemagni dichiara: dopo l'ordinanza della Corte di Giustizia UE è chiaro che decide lo Stato membro, ora mappare le esigenze territoriali. L'obbligo di messa a gara delle concessioni balneari scatta soltanto in presenza di una comprovata scarsità delle risorse naturali. Così ha stabilito l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 luglio, che ribadisce la bontà della linea della Lega. Il tema della non scarsità della risorsa demaniale marittima esiste ed è un fatto concreto, la cui verifica e regolamentazione spettano unicamente allo Stato membro, sottolinea la deputata Elisa Montemagni. Intervistona quest'oggi sul quotidiano Il Tempo a pagina 11, con la quale ci salutiamo, me ne vado, se tu credi di andare, non vai assolutamente da nessuna parte, non ti muovi, non lo farai mai, anche perché c'è sempre attesa per l'arrivo di Alessandro Morelli, come ogni mercoledì. Il nostro sottosegretario tra pochissimo risponderà alle vostre domande tramite WhatsApp al 340 67 09 659. Musica indipendente, signori, ogni mezz'ora un artista sconosciuto quasi in diretta su Radio Libertà. In questo caso abbiamo ascoltato una rock band che ha pubblicato per la prima volta un album solo strumentale. Si chiamano 10 Diaz, arrivano da Livorno e questa era Lorien Part 2. Va ora in onda Qui Parlamento.
L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Ed è un piacere ritrovare in diretta il senatore Alessandro Morelli. Buongiorno. Buongiorno a te Semi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Alessandro, non posso far finta di niente, io comincio inquadrando la locandina del nuovo programma partito lunedì sera qui su Radio Libertà e in concomitanza con tante piattaforme importantissime. Sto parlando di Guest Star, una notte con Alessandro Morelli, Sammy Varin, ma soprattutto con l'ospite settimanale che è stato Claudio Borghi Aquilini, tra parentesi oggi già protagonista su alcuni quotidiani con dichiarazioni molto importanti. Alessandro, ti chiedo naturalmente le impressioni, prima di tutto di essere ritornato a casa tua, perché Alessandro Morelli ha cominciato proprio la carriera in politica, quella importante, qui negli studi di Radio Padania Libera, ci chiamavamo ai tempi. Alessandro, quali sensazioni hai provato? Beh, diciamo che con te non è mai difficile fare radio, che la radio è un po' come la bicicletta, una volta che si impara, bene o male, magari con un po' di rodaggio e togliendo qualche ruggine, però alla fine la materia si è imparata. E poi diciamocela tutta, il format che grazie a te abbiamo creato qui sulla nostra amata radio è un format che ha funzionato, sta dimostrando di funzionare. Ringrazio chiaramente, oltre alla disponibilità di Radio Libertà del suo direttore, anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito sia sulla radio. Tu hai ricordato, questa è stata la prima trasmissione in assoluto, penso a livello italiano, multipiattaforma, perché siamo andati sui social media, su internet, attraverso i siti, i vari siti della Lega di Radio Libertà, e anche appunto sulla classicissima e antica radio. Qualcuno diceva video kill the radio star, in realtà diciamo che ci siamo, in questo caso non solo siamo rinati, ma ci siamo moltiplicati. Vero, dobbiamo sfruttare ogni piattaforma ed è importante proprio perché ci sono vari tipi di ascoltatori, quelli che sono in macchina, che accendono semplicemente la radio, quelli che sono a casa dal computer, quelli che sono in stazione ad aspettare il treno e magari vanno su Facebook, su YouTube o su Instagram, quindi importantissimo davvero apparire da tutte le parti. E se seguite ad esempio Alessandro Morelli su Instagram noterete che sono comparse proprio tante clip in queste ore che riprendono questa trasmissione molto applaudita. Ti dico anche qualche critica, Alessandro, visto che io sono qua, mi arrivano centinaia di messaggi. Qualche critica dice di leggere più WhatsApp, perché in effetti il Claudio Borghi Aquilini, che è un grandissimo, ce ne siamo accorti io e te, era piuttosto difficile da fermare, cioè quando cominciava a parlare era un fiume in piena, è vero? Beh, allora, innanzitutto questo era il numero 0, noi abbiamo fatto un tentativo che è riuscito dal punto di vista sia editoriale che tecnico, perché ai nostri ascoltatori dobbiamo ricordare che mettere assieme appunto più piattaforme non è stato semplicissimo. Dobbiamo ringraziare anche, oltre ai tecnici della regia di Radio Libertà, i ragazzi della squadra che hanno contribuito con le loro competenze, permettendoci appunto di avere questa opportunità multipiattaforma. Ricordiamoci, Radio Libertà e il team che ci ha seguito non è il team della RAI, di Mediaset o di qualche grande editore nazionale. Noi certamente non in casa, ma probabilmente nel bunker, perché ricordiamo che Radio Libertà, esattamente come la nostra vecchia radio, è letteralmente sottoterra. Abbiamo realizzato una iniziativa che anche dal punto di vista tecnico aveva delle complessità. Ti aggiungo, do un'informazione ai nostri ascoltatori, che per i prossimi
appuntamenti potranno seguirci anche su Instagram, cosa che purtroppo al primo giro tecnicamente non eravamo stati in grado di fare, ma che appunto questa prima puntata è stato un numero 0 che ci ha permesso dal punto di vista tecnico di fare sicuramente degli ulteriori passi avanti, e dal punto di vista editoriale ci permetterà di dare migliori risposte alle attese dei nostri ascoltatori. Quindi sì, più spazio agli ascoltatori indubbiamente, però l'hai detto tu, e quindi Claudio una volta tanto non se ne avrà male con me. È stato veramente un fiume in piena, anche perché, diciamocelo Sammy, frequentando i salotti televisivi non pare vero di avere dei colleghi giornalisti che, se serve, punzecchiano, perché non è che non gli abbiamo detto le cose, ma che non ti interrompono quando parli. E quindi Claudio forse ha trovato una valvola di sfogo, è stata più una serata da telefono amico, in questo caso radio amica, più che una intervista, perché, come sappiamo, e lo dicevi giustamente lunedì sera, oramai siamo abituati che quando diciamo delle cose giuste, e ci capita abbastanza spesso esprimendo le tesi della Lega, subito deve apparire la pubblicità, c'è il servizio che ti interrompe, o c'è il pasdaran di sinistra che in qualche maniera riesce a trovare il modo per interromperti. E guarda che stai dicendo una cosa molto importante, e visto che abbiamo tempo, perché poi la prossima puntata di questa trasmissione transmediale guest star ritornerà a settembre, io lo chiedo proprio agli ascoltatori quale format preferite, perché giustamente noi, a proposito di trasmissioni, facciamo radio da tanti anni. Io penso l'anno prossimo faccio 50 anni di radio, ma solo perché ho cominciato che ero un bambino, non sono così vecchio. Io lo chiedo agli ascoltatori, il tipo di format che preferiscono: vogliono qualcosa di più ritmato, e quindi, come succede, e purtroppo aggiungo io, su molti canali, si fa dare una risposta al politico, ma poi lo si interrompe, siamo come con la zanzara, no, allora adesso parliamo di altre cose, no, ma si rompe le palle all'intervistatore. Oppure deve essere un qualcosa di più calmo, senza magari appunto esagerare, che poi ti portano la copertina e la colazione. Questo è interessante, perché forse questo format che abbiamo inventato di guest star potrebbe avvicinarsi finalmente al fatto di parlare con più tranquillità, e quindi di dire davvero quello che si pensa, senza essere censurato, magari involontariamente, Alessandro, dal conduttore che dice scusa, c'è la pubblicità, e poi chissà come mai dopo la pubblicità si rientra con un servizio e si parla d'altro, e a te la parola non te la danno più. Quindi fateci sapere, cari ascoltatori, al 340 6709 659, se potete preferire magari un format un po' più tranquillo, visto che dura 2 ore questa trasmissione, dalle 21 alle 23. Se non l'avete sentita, chiaramente vi invito a girare sulla pagina Facebook o il canale YouTube di Radio Libertà, a cercare Alessandro Morelli, a cercare Lega Salvini Premier su Facebook, che siamo andati in onda ovunque, e capire un attimo, visto che stiamo mettendo a punto questa nuova trasmissione, come la potreste preferire. Intanto, Alessandro, io sto inquadrando già da un po' la pagina che mette il dito nella piaga, è la pagina del quotidiano Domani, che forse ha il titolo più cattivo, ma anche più veritiero. Forse la gente comune la pensa così, ecco, al di là che io sono leghista celodurista al 101%, però te la leggo. Niente benzina, ma sia al riarmo, sui soldi UE la destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia. La Lega lo attacca. Tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum, e qui andiamo sul difficile che alla gente frega poco. Ma il titolo "Niente benzina ma sì al riarmo" fa un po' pensare, e a quanto pare anche la Lega fa pensare. Alessandro. Diciamo che sul SAFE la Lega, come sempre, è stata assolutamente coerente, e in generale sul fronte
di questi presunti finanziamenti, queste strane machiavelliche iniziative dell'Europa. Ti ricorderai, lo abbiamo ricordato anche ai nostri ascoltatori lunedì sera, grazie alla Lega non è passato il MES, altrimenti se non ci fosse stata la Lega e un governo di centrodestra nel quale la Lega ha la propria rappresentanza, il MES oggi, oramai l'Italia sarebbe all'interno del MES, quindi un sistema economico-finanziario, questo sì veramente machiavellico, oltre che suicida per gli interessi italiani. Dall'altra parte c'è questo SAFE, che è appunto uno strumento di finanziamento europeo che punta al riarmo, il tutto guidato da un interesse particolare, non generale. E l'interesse particolare è quello della Germania, che come sappiamo ha devastato attraverso le scelte europee non solo l'automotive tedesco, e di questo chiaramente ci dispiace, ma ha devastato negli anni scorsi anche l'automotive italiano, collegato chiaramente all'automotive tedesco. Dunque devono in qualche maniera trovare una soluzione per non solo evitare sì la chiusura delle fabbriche di auto, ma dall'altra parte riqualificarle per la realizzazione, in questo caso, di fabbriche d'armi. E è chiaro che se fai le fabbriche d'armi, qualcuno queste armi le dovrà pur comprare. E dunque si tratta di riarmo, si parla di riarmo con estrema serenità e tranquillità, senza pensare che una volta che hai tante armi, come sempre, esattamente come se per fare la transizione industriale devi realizzare le armi, poi alla stessa maniera, se hai le armi, in qualche maniera qualcosa dovrai farci. Dunque il tema è che è il seguente: ci sono partiti, e lo diceva Borghi, lo dicevamo in guest star lunedì sera, ci sono partiti che hanno coerentemente, e io questo devo riconoscerlo, attenzione Sammy, perché criticare a volte è molto semplice, ma ricordare i fatti chiarisce la mente a tutti. Devo riconoscere che effettivamente siamo tutti coerenti. La Lega è coerente nel suo no a determinate scelte europee, quelle che riguardano appunto il MES, questa iniziativa del SAFE e altre. Forza Italia, nell'ambito della stessa coalizione, essendo un partito assolutamente di governo europeo, ricordiamolo, la Lega è fuori dalla maggioranza del governo europeo, è coerente con le scelte dell'Europa, perché quelle scelte le ha prese Forza Italia, le ha prese il PPE, il partito, la federazione dei partiti europei nei quali appunto è rappresentata Forza Italia. Dunque altrettanto coerente è la scelta di Forza Italia e l'ipotesi di Forza Italia, quella di andare a dare un sì a questo finanziamento. Ora, diciamo che dunque nella maggioranza di governo italiano la Lega è contraria all'utilizzo di questa opportunità economico-finanziaria a debito, ma soprattutto, oltre che per coerenza, per quanto affermavo, cioè no a prendere soldi dall'Europa, che sono soldi nostri, a debito, no al riarmo europeo, perché questo significa e significherebbe chiaramente poi un abbrivio per l'utilizzo di quelle armi. E infine no, perché le scelte che sono state fatte dalla Germania sul suicidio dell'automotive, poi degnamente rappresentate dalle scelte di Ursula von der Leyen, casualmente tedesca, sono scelte che non vogliamo pagare noi. Dall'altra parte, Forza Italia è coerente con le scelte che ha sempre fatto, quindi da un lato il Green Deal, dall'altro questa azione verso questi finanziamenti europei. Vedremo quale sarà la posizione del partito più importante della maggioranza, il partito di maggioranza relativo, Fratelli d'Italia, che da un lato ha una compagine assolutamente convinta nel sì a questo strumento, chiaramente il ministro della difesa che non vede l'ora di poter investire quasi 15 miliardi, uno dei il braccio destro di Giorgia Meloni,
che si chiama Fazzolari, Giovan Battista Fazzolari, che è mio collega sottosegretario a Palazzo Chigi, diciamo veramente il numero 2 di Palazzo Chigi, che si è sempre dichiarato ultra pro-Ucraina e quindi diciamo ha una forza importante nell'ambito di Fratelli d'Italia. Un'altra parte di Fratelli d'Italia diciamo è più dubbiosa rispetto all'utilizzo di questo strumento economico-finanziario europeo. Ora chiaramente il dibattito, grazie alla Lega, perché non è chiuso, Tajani ieri ha dovuto fare marcia indietro quando la Lega ha ricordato che proprio grazie alla Lega questa operazione dovrà passare in Parlamento e il Parlamento sovrano deciderà. Ora mi auguro che non ci sia una spaccatura nell'ambito della maggioranza, perché questa spaccatura chiaramente favorirebbe il sì al MES. Basti pensare che i partiti del governo europeo in ambito nazionale sono rappresentati dal PD, da Forza Italia, da alcuni altri partiti e chiaramente, non dimentichiamocelo, Fratelli d'Italia diciamo, è rappresentata da uno dei commissari europei, addirittura vicepresidente della Commissione europea, quindi da questo punto di vista se ci fosse una spaccatura nell'ambito della maggioranza, il mio timore è che questa iniziativa possa passare, però ricordiamolo, siamo una repubblica parlamentare. Personalmente sono un parlamentarista convintissimo e quindi il Parlamento è sovrano. Assolutamente, però gli ascoltatori ti stanno facendo i complimenti perché hai fatto una lettura limpida della situazione, vista anche dall'interno del governo, dall'interno della coalizione, e qualche ascoltatore forse si sarà reso conto della differenza che c'è se voti Fratelli d'Italia, se voti Forza Italia e se voti Lega. Poi questo benedetto safe, giustamente oggi Claudio Borghi sul Corriere dice anche ma scusa, prendiamo un prestito, se noi ci facciamo dare un mutuo dalla banca, ma la prima cosa che gli chiediamo che cos'è? È il tasso. Non sappiamo neanche il tasso di interesse, cosa dovremmo ridare indietro, non sappiamo niente, noi diciamo sì. E poi giustamente la Lega ieri con Centinaio diceva sì, noi abbiamo bisogno di sicurezza, ma se i russi ci vogliono attaccare, tu dici che aspettano che noi abbiamo comprato le armi per attaccarci, non sarebbe meglio farlo adesso? I russi sono tutti deficienti e parallelamente abbiamo bisogno di sicurezza, ma nel nostro paese, per la nostra vita di tutti i giorni. Su questo sì, c'è più bisogno di sicurezza, ma torneremo sull'argomento perché qualcosa mi dice che qualche scintillina ci sarà ancora grazie alla Lega, ragazzi, Guarda, perché se non ci fosse la Lega... Perdonami Sammy, basta che fai, mentre tu giustamente ci davi questa spiegazione, io rapidamente sul cellulare ho scritto sul web qual è il tempo di costruzione di un carro armato. Un carro armato moderno richiede in media da 24 a 36 mesi. Quindi seguendo il tuo ragionamento, che appunto è un ragionamento che assolutamente fila, noi dovremmo, a parte l'idiozia di pensare che ci sia un possibile attacco della Russia nei confronti dell'intera Europa, questo chiaramente aprirebbe degli scenari, perché un attacco russo vorrebbe dire tutti i paesi europei sono paesi della NATO, quindi l'ingresso in guerra o comunque l'interessamento nella guerra non solo degli Stati Uniti direttamente, ma anche della Turchia, che è un alleato, diciamo un alleato, un paese molto dialogante con la Russia per interessi geopolitici che conosciamo perfettamente perché ne siamo vittime, vedi cosa succede in Libia. Dall'altra parte, attenzione, se fosse vera sta cosa, ora che i soldi arrivano, ora che c'è la reindustrializzazione della Germania, ora che tutta una serie di situazioni industriali si mette in fila, altro che 36 mesi, passano veramente parecchi anni. E in questi anni, se mai veramente la dirigenza russa battessero tutti quanti la testa e decidessero, malgrado quello che ho appena spiegato, veramente di attaccare non la Francia, un grande paese, ma basterebbe superare il confine con la Polonia con un soldato per di fatto aprire la guerra,
loro aspetterebbero dai 2 ai 3, secondo me almeno 5 anni. È evidente che se la preoccupazione europea è che ci sia realisticamente un attacco della Russia, di fronte a quello che sta facendo l'Europa, mai fossero veramente dei pazzi, il minuto dopo i russi attaccherebbero. Ora, siccome non mi pare assolutamente che ci sia questa opzione, diciamo che il velo pietoso che sta ancora coprendo la faccia dei dirigenti europei cade ma limpidamente. Tanti messaggi al 340-6709-659, ma io sto inquadrando la prima pagina del quotidiano Libero, che titola questa mattina "Liberi tutti". Già a casa 2 dei 4 arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV. Eppure gli identificati sono 3.300. Proprio l'altro giorno Matteo Salvini ha detto: se parlano come terroristi e agiscono come terroristi, sono terroristi. E proprio ieri la leader storica dei Notav, perché qui stiamo parlando delle violenze e delle distruzioni avvenute l'altro giorno in Val di Susa, la leader storica dei Notav ha rivendicato la vicinanza a chi ha assaltato i cantieri. Alessandro, cosa sta succedendo? Ma soprattutto, sai, giustamente adesso il PD dice: ma come? Ma siete voi al governo, insomma, ma forse c'è qualcun altro che deve proteggere, che deve procedere con gli arresti e non li fa? Che cosa sta succedendo? 4 ne hanno arrestati, solo 4. Guarda, incredibilmente devo riportare in maniera positiva le parole di Paolo Mieli, che affermando qualche giorno fa, Paolo Mieli, famosissimo giornalista, direttore del Corriere della Sera, editorialista notissimo, oltre che volto televisivo, che qualche giorno fa in uno studio televisivo diceva: io che sono di sinistra, e quindi lo ha persino dichiarato finalmente, noi lo sappiamo, però stavolta l'ha detto lui, quindi devo ricordare come tanti anni fa ci furono delle proteste da parte della stessa sinistra, del Partito Comunista, di Lama, di vari esponenti della sinistra che si piazzavano proprio di fronte a questi personaggi che cosiddetti infiltrati nelle manifestazioni della sinistra, perché ritenevano che la violenza non potesse mai passare e che la violenza rischiasse di diminuire il livello di credibilità della sinistra stessa e delle manifestazioni che il Partito Comunista e i sindacati organizzavano negli anni 70, 80, eccetera, eccetera. Ora c'è questo pannicello caldo per cui in tutte le manifestazioni della sinistra entrano questi incappucciati che sono sconosciuti ai più, sconosciuti molto spesso agli stessi esponenti della sinistra, e noi siamo qua con l'anello al naso a credere che sia possibile una cosa di questo genere, senza un filo di organizzazione interna delle manifestazioni, senza, oltre chiaramente quindi all'intervento della polizia, ma guai che la polizia intervenga durante una manifestazione con le mamme e coi bambini, come dice Mieli, che sono sempre presenti, ci mancherebbe che non fossero presenti, ma è chiaro che ci sono le mamme e i bambini e poi si alza un manganello, giustamente tutti quanti farebbero l'inferno. Quindi per evitare che entrino questi facinorosi, è evidente che dovrebbe essere la stessa sinistra a riconoscerli e ad allontanarli. Detto questo, cosa che purtroppo non avviene, finalmente siamo di fronte veramente al nodo che viene al pettine, anzi ai nodi che vengono al pettine, perché le cose devono essere chiamate con il loro nome. Non dobbiamo, figurati noi di Radio Libertà, avere paura, non dovrebbero averla neanche i colleghi giornalisti. Devo sottolineare quindi come questi personaggi siano dei terroristi, non c'è altra definizione se non questa. Dimmi te se in una qualunque, non altro paese, ma in qualunque città, personaggi organizzati che arrivano con delle bombe carta, che non a caso si chiamano carta, ma la prima parola è bombe, con armi di qualunque genere, con violenza, cercano di
interrompere, in questo caso dei lavori, dalle altre parti, manifestazioni distruggendo le città, eccetera, eccetera, se non sono dei terroristi. Ed è, diciamo, finalmente cade il velo, che è un velo pietoso anche in questo caso, di una sinistra che in realtà coccola questi personaggi, li sfrutta, li utilizza, perché chiaramente questi personaggi creano un vero e proprio hype, si definisce quindi una vetta del dibattito politico riguardo alle loro manifestazioni. Ma ti segnalo un'altra cosa, che spero, ieri ho fatto un video, andrà oggi sui miei social media, ti chiedo di condividerlo, e cioè il talk talk che io personalmente, ma tutti noi dobbiamo fare alla cosiddetta comunità, che non esiste, anche questa sono farloccate inventate dalla sinistra woke, comunità LGBT, che da un lato a Berlino si è ritrovata con una situazione nella quale all'inizio del corteo con le bandiere arcobaleno si inneggiava addirittura all'intifada, non solo pro Gaza, quindi bandiere arcobaleno, bandiere della Palestina, e urla degli astanti LGBTQ eccetera all'intifada, che per chi non lo sapesse è la guerra che i palestinesi chiedono e vogliono nei confronti di Israele per distruggere Israele, non solo i cattivi sionisti, non solo l'esercito israeliano, distruggere Israele. Dall'altra parte, nella stessa manifestazione, quindi alla testa del corteo si urlava, si inneggiava all'intifada palestinese con le bandiere palestinesi, le bandiere arcobaleno. In fondo al corteo un islamista letteralmente asfaltava i componenti di questa manifestazione proprio con un profilo perde un profilo religioso nei confronti dell'odio che loro hanno, gli islamisti hanno nei confronti della cosiddetta comunità LGBT. Ma ancora peggio, nei giorni scorsi, ti ricorderai, c'è stato un caso di cronaca, purtroppo un collega giornalista di Campano sostanzialmente sparisce, non lo si trova, alla fine purtroppo trovano il suo corpo morto, chiaramente in un casolare, in una situazione lontana dagli occhi, ma non lontana dal cuore degli islamisti, perché il personaggio tunisino che è stato in seguito arrestato ha dichiarato di averlo fatto perché l'omosessualità è contraria alla loro religione, e il fatto che questo giornalista, evidentemente omosessuale, non solo lo aveva addescato, ma aveva avuto rapporti con questo tunisino, il tunisino ha pensato bene prima di avere rapporti e poi di ucciderlo, ma non ucciderlo, caro Sammy, in un momento d'ira, no, premeditando l'omicidio di questa persona, dandogli fuoco da vivo, cosa che è stata provata, e peraltro la Repubblica ieri parlava di corpo, è stato dato fuoco al corpo di questo giornalista, falso, gravissimo, non birorossa, ma birorossa ideologica del giornalista di Repubblica, che non ha scritto è stato dato fuoco alla persona, perché la persona era viva e lo sappiamo perché purtroppo a seguito dell'autopsia è stata comprovata la presenza di fumo nei polmoni del collega giornalista deceduto. Dunque, attenzione anche qua a come i giornalisti, i giornali, in questo caso Repubblica, raccontano le cose, cercando con le parole di fuorviare il pensiero del lettore, perché è chiaro che c'è stato un omicidio, è un dramma. È chiaro ed evidente che stiamo parlando di un islamista, di una persona che ha fatto tutto questo con un profilo religioso, ma non ha ucciso appunto in un momento d'ira. Ha premeditato, ha ucciso con una gravità chiaramente assoluta, e quindi ora, il video è proprio dedicato a questo, il mio video odierno è Toc Toc, comunità LGBT,
Quando siete in giro a fare le vostre manifestazioni carnevalesche e ve la prendete con Salvini, con il centrodestra, con la Lega, con gli omofobi, con tutti quanti, ma intanto inneggiate a chi normalmente utilizza delle norme per incarcerare, se va bene, ammazzare buttandoli dai grattacieli gli omosessuali. Nei loro confronti volete continuare a fare i cori, le carnevalate e gli inneggiarli, oppure apriamo gli occhi tutti quanti e ci diciamo che l'Islam vi ammazza semplicemente perché gli islamisti vi ammazzano, perché l'Islam glielo dice? Punto di domanda. Bella domanda. A questo punto magari sarebbe bello da parte tua intervistare, che ne so, Paola Concio, qualche rappresentante storico di queste comunità per sentire cosa ne pensano. L'ho fatto un po' lunga, ma almeno ho spiegato tutto. È un'idea. Intanto oggi Repubblica titola "I numeri della paura in Germania, nel paese centinaia di islamisti", pagina 17. Seguite Alessandro Morelli sui social. Grazie Alessandro, buon lavoro e alla prossima. Ciao a tutti, buone vacanze sempre. Avete ascoltato l'Italia da fare.